questo risultato senza sbilanciarsi. Valentini fa sportellate, riesce a servire Belisai. Belisai il tiro, incrocia con Mollica ancora attivo che tocca in avanti e il Mister San che può ripartire. In Serie A2 girone Roma Nord. Bastianini. Belisai incrocia uno splendido gol, il gol dell'1-1 del numero 11 Valerio Belisai. Studio Cesaroni che riagguanta la partita dopo 11 minuti del primo tempo e dopo 10 dal gol del vantaggio del Mister Zan si torna 1-1. Pallone tenuto perfettamente in gioco da Bastianini, Valentini che tocca per Lucchini. Si dilegua Belisai sulla destra, eccolo servito, Belisai ha spazio per il destro, il pallone è in porta per il 2-1 dello Studio Cesaroni. Ci era sembrato che era volato sull'esterno della rete, invece è la doppietta di Belisai ed è il 2-1 dello Studio Cesaroni. Bastianini rientra sul mancino, Bastianini poi ancora sul destro, libera Belisai, lo trova, Belisai schianta in porta il pallone, un urlo liberatorio, il gol del 4-3 dello Studio Cesaroni che torna in vantaggio dopo un avvio sofferente di secondo tempo, il 4-3 ancora ovviamente con il numero 11 Valerio Belisai. Metà della partita allo Studio Cesaroni, Belisai innesca ancora il numero 8, sta arrivando Bastianini dall'altra parte, Carcagnolo pensa al mancino, libera invece Belisai mette a sedere il partito avversario, mette a sedere anche il difensore del Mister Zan e regala l'8-5 la partita, i 3 punti e il terzo posto allo Studio Cesaroni, il numero 11 migliore in campo Valerio Belisai.